Troppo gravi le ferite riportate. È morto in ospedale il 22enne che si è schiantato con la sua auto a Rovolon in via Pozzetto, all'altezza dell'incrocio con via Frassanelle in direzione Bastia. La vittima è Marco Miotto e viveva in paese. Il ragazzo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai medici del 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne, che da pochi mesi lavorava in un'azienda di Barbarano Vicentino, era alla guida di un Audi A6 Avant e sarebbe uscito di strada autonomamente, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione a poche centinaia di metri da casa sua. Sono stati i residenti, sentendo il forte boato, a dare l'allarme e allertare i soccorsi, ma anche un automobilista che seguiva la vettura del giovane e l'ha vista schiantarsi. Il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso, ma le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche e alcune ore dopo è spirato nel reparto di terapia intensiva. Al momento dell'incidente Marco Miotto era solo in auto. Tra le cause, probabilmente anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia.